Coach Passino, siamo praticamente agli albori della nuova stagione, una stagione che deve necessariamente vedervi protagonisti. Sì, diciamo che è una stagione che ci vede impegnati su 4 fronti: il campionato, la Supercoppa, la Coppa Europea e la Coppa Italia. Ci siamo attrezzati per far bene, ci sono state diverse partenze, ma devo dire che forse abbiamo un roster un pochino più equilibrato, un pochino più bilanciato nelle varie fasi, sia in attacco che in difesa, tendenzialmente ringiovanito come squadra, per cui insomma siamo molto ambiziosi, anche perché l'innesto anche del vicepresidente esterno Marco ci porterà sicuramente una certa sicurezza anche nei quadri dirigenziali e ci darà quel giusto equilibrio che ci permetterà di affrontare questi impegni in maniera decisiva, in maniera determinata, senza lasciare niente di intentato. Una scorsa stagione che ha visto protagonisti in campionato, anche in Europa, e certo che quest'anno incontrare una squadra italiana, insomma, avremmo preferito diversamente. Che dici? Io dico che quando ero piccolo, che ancora si vedeva De Laurentiis e Marino che facevano vedere le partite della Mitropa Cup in TV, ogni qualvolta c'erano partite, qualche derby italiano, dicevo, ci rimanevo male perché pensavo al fastidio che può dare un incontro, un derby italiano in Europa, e così è questo. Sinceramente tutto mi poteva aspettare tranne che prendere una squadra italiana, soprattutto al primo turno nella manifestazione europea, però così è, la prenderemo, una squadra fortissima, è la squadra che forse più di tutte quest'anno ha cercato di migliorare il roster, perché ovviamente è ambiziosa e anche loro vogliono essere protagonisti in campionato. Li affronteremo e spero che ci arriveremo a queste partite con la giusta attenzione, con la giusta concentrazione. Si riparte dalla conquista della Coppa Italia, questo dobbiamo sottolinearlo, e per far meglio, ove fosse possibile, anche in campionato. Ma sì, noi tutte le partite che faremo, tutte le manifestazioni dove ci presenteremo, giocheremo sempre per vincere. Questo è un motivo per cui siamo pronti a lavorare seriamente, e i ragazzi questo lo hanno già condiviso con me, loro vogliono far bene, tutti noi vogliamo far bene, ovviamente poi ci saranno gli avversari, ovviamente poi ci saranno tutte le situazioni che una stagione così lunga e così impegnativa si presenteranno, ma noi ce la metteremo tutto per fare i risultati migliori possibili. Raymond presente. Certo.